Il posto adatto per questa persona, che non è un malato di mente ma è uno stupratore seriale, va messo in carcere dopo essere stato castrato chimicamente con una legge approvata dal Parlamento ad hoc, perché lo ripeto, ci sono bambini e donne che non possono avere paura di uscire per la strada, di camminare in libertà e di vivere la propria vita, perché ci sono animali di questo genere pronti ad aggredirla. Soluzione condivisa anche da Fratelli d'Italia, che aggiunge: sarebbe auspicabile davvero arrivare a soluzioni che li rendano inoffensivi. Credo che da parte di chi svolge funzioni all'interno delle istituzioni ci debba essere una presa d'atto rispetto a un problema che esiste e che deve essere necessariamente risolto, quindi capire adesso cosa non ha funzionato è l'aspetto sul quale dobbiamo lavorare, cioè qual è la misura che è mancata. Una domanda che arriva da più fronti e che vuole risposte, come evidenzia anche il Partito Democratico. Sto presentando un'interrogazione parlamentare rivolta sia al Ministro dell'Interno che al Ministro della Giustizia, proprio per avere delle valutazioni su quanto è avvenuto e su perché possa succedere che una persona di questo tipo non sia monitorata, perché azioni fatte nel passato, violenze fatte nel passato, evidentemente facevano di lui un soggetto non pericoloso, pericolosissimo alla luce di quanto è avvenuto. Questo soggetto non è solo uno stupratore seriale, ma è un pedofilo e davvero si fa difficoltà a comprendere il perché fosse libero. La giustizia deve essere celere, la pena deve essere esemplare e dobbiamo fare in modo che non accadano queste vicende. La responsabilità politica e delle istituzioni, che non si può fermare al commento a fatto avvenuto, ma deve investire in un controllo sociale, in un monitoraggio, in una prevenzione che richiede un lavoro quotidiano nelle politiche sociali e appunto di prevenzione di quanto accaduto.